Buonasera cari telespettatori, grazie per essere rimasti in nostra compagnia. Questa sera parliamo ancora una volta approfondendo un pochino la tematica del maltempo, visto che c'è una grossa notizia, insomma importante per chi ha subito danni. Ho detto maltempo a tutto tondo perché si parla sia delle forti nevicate che delle alluvioni. Qui con me, finalmente, non più al telefono, grazie. Rosario Maccarone, Presidente Comitato Alluvionati Veneto AEC Europa Italia. Europa Italia. Allora, grazie Presidente di essere qui. Grazie lei sa bene che l'impegno del gruppo editoriale TV7 è quello soprattutto di non dimenticare di dare voce sia ai sindaci ma soprattutto alla gente, perché come dicevamo puntata dopo puntata torna il sereno e a posto, no? Ci dimentichiamo tutto e invece non è così. Noi del gruppo editoriale TV7 continuiamo a ricordare. In più sappiamo benissimo che c'è una notizia molto importante. La facciamo proprio dire da chi insomma l'ha annunciata alla stampa e alla popolazione quindi del Veneto. Datemi solo il tempo di trovare, ecco qua il video. Pensare che un anziano resti 8-10 ore a pronto soccorso non funziona, quindi ridurre i tempi d'attesa, porre un tetto ai tempi d'attesa che sono le 4 ore e inserire ad esempio neolaureati in sala d'attesa che stiano lì ad assistere i cittadini, i pazienti. Sono 2 milioni all'anno i pazienti che entrano. Come deve diventare il pronto soccorso? Beh, direi molto fluido. L'attesa deve essere ridotta al massimo e ci impegniamo con questo progetto che è complicato perché parla a 2 milioni di pazienti all'anno e ci impegniamo a far sì che entri a regime per l'autunno. Il governo è arrivato un decreto sulle zone colpite dal maltempo, cosa prevede? Beh, prevede l'esenzione di INAIL, o meglio prevede la sospensione di INAIL, INPS e altre partite fino al 31 ottobre 2014, vale per circa 350 comuni, ovvero i comuni colpiti dalle 2 famose grandi nevicate e dei comuni alluvionati da inizio anno. E per la bassa padovana cosa chiederete anche? La partita dell'alluvione e della neve per noi non si chiude qui con semplice sospensione dei tributi da pagare fino al 31 ottobre, bensì per noi la partita si chiude quando arriveranno soldi, euro a disposizione per pagare indennizzi, per pagare i danni ed è esattamente quello che stiamo chiedendo quotidianamente al governo. Bene, allora il governatore insomma è riuscito almeno a strappare questo. Siamo contenti, non siamo contenti? Subito a caldo un commento. Come avete sentito si partiva anche da nuove questioni per quanto riguarda la sanità, migliorie, ce l'auguriamo, l'impiego insomma dei neolaureandi, dei laureandi insomma per assistere gli ingressi in ospedale e per smaltire un pochino ciò che sono le lungaggini e le problematiche. Nel famoso elenco dei 350 comuni, quindi le 350 amministrazioni, col sorriso, con affetto, metto anche dentro Anguillara, non l'ho messa io, è stata finalmente inserita. Ricordiamoci che poi c'era anche il cavillo e la preoccupazione del sindaco che abbiamo ospitato proprio qui, proprio per il periodo quello recente, quindi aprile-maggio, quindi la famosa bomba d'acqua come è stata chiamata. Allora, Presidente, voglio capire, 550 milioni di danni, non arriva niente, e questo deve essere ben chiaro, ma almeno fino, come diceva il governatore, fino al 31 ottobre del 2014, esenzione per chi è stato purtroppo colpito come comune. A livello imposte. Esatto, a livello imposte. Dicevo, soddisfazione, amarezza o specchietto per le allodole? Sa, in linguaggio economico si tratta di vedere quel famoso bicchiere. O il bicchiere mezzo pieno o il bicchiere mezzo vuoto. Esatto. In questo caso qua io direi che il bicchiere mezzo pieno sicuramente che sono stati celeri relativamente perché dopo quasi 4 mesi siamo riusciti a ottenere perlomeno il fatto che le persone non ricevono soldi ma almeno non ne tirano fuori. A livello di imposte. Soprattutto ci siamo sempre detti anche la famosa tassa per i consorzi, che quella è la più, insomma, tra virgolette, mi viene da dire più assurda, più ridicola, visto il risultato. Anche perché dovrebbero difendermi. Invece in questo caso qua direi che vengono meno anche queste premesse. Però direi che 550 milioni di danni non è una cosa da nulla, che si aggiungono a tutti gli altri danni che abbiamo avuto dal 2010. E in più quelli recenti. Certamente, ma e ripeto ancora una volta che ci troviamo praticamente
quasi settimanalmente o mensilmente a dover parlare di un discorso alluvione. Sì. Quello che, ripeto e continuo a ribadire, sembrava fenomeno straordinario, sta diventando l'ordinarietà. Noi 4 volte, 5 volte, 6 volte all'anno andiamo sempre e corriamo il pericolo di andare sempre in... È possibile, come vediamo, che ci sia un fiume a destra e un fiume a sinistra? Certo, è possibile perché è una cosa reale. Dove c'è la gente, dove vivono le persone, le famiglie. Cosa non funziona? Cosa non va? Sono stanco, mi perdoni, di sentire sempre la stessa discussione su non fanno la pulizia, i contadini non mettono a posto le canalette, però allora, comunque la gente così vive, così ogni volta. È un insieme di fattori, che dal novembre del 2010 si sono acutizzati. Tutto sta avvenendo praticamente a galla. Perché? Perché cementificazione selvaggia che per vari anni, quindi il territorio è stato distrutto. Il territorio a questo punto si sta ribellando, la natura si sta ribellando, sta ritornando, i fiumi stanno ritornando, quello che erano i loro alvei naturali da un certo punto di vista. Poi mancanza di manutenzione, per parecchi anni non si è più fatto la manutenzione che una volta si facevano di vari corsi d'acqua. Chiediamoci perché allora, spieghi Presidente, allora, lei avrà chiesto, avrà bussato... Perché? Allora, noi continuamente bussiamo, noi continuamente tutti i giorni siamo in allerta, praticamente viviamo in allerta. Allora, il discorso che ci viene detto è che mancano i mezzi. Ancora una volta è un problema finanziario, mancano i soldi. Senza soldi non si fa niente, ma manca anche la buona volontà di pensare a un'emergenza. Perché il fattore rischio, li dico, deve essere una costante. Ma la prevenzione del fattore rischio deve essere un qualcosa su cui io non posso pensare quando mi arriva l'acqua, mi arriva l'alluvione. Devo muovermi preventivamente. Quello che non riesco a capire, Maccarone, è il mio semplice e umile ragionamento che faccio ormai da tempo. Con tutto quello che si spende poi per ripristinare, per rattoppare, per mettere, per fare tutti questi danni che in teoria almeno nella prima parte erano stati se lei considera diffusi alla gente, non si faceva prima semplicemente a pulire sti cavolo di fiumi? Ma se io faccio un'attività di prevenzione vado a spendere 1/10 di quello che poi devo andare a spendere quando succede qualcosa per andare a ripristinare. Ma è lì che io voglio focalizzare un po' allora, il mio pensiero. C'è una miopia politica. C'è dietro del lavoro o miopia? C'è una miopia. Ci mangiano c'è una miopia? Allora, c'è una miopia politica che parecchie volte scaturisce anche in un qualcosa che sicuramente è un sistema anche consolidato in una certa maniera, perché si è sempre fatto così. Non faccio attività di prevenzione, succede il danno, vado a stanziare dei fondi e vado a ripristinare il danno. Il ripristino di danni, io ho visto che i danni causati dall'alluvione, dalla grossa esondazione successo nel maggio del 2013, ci sono ancora cantieri aperti. A distanza di un anno. È quello che le sto chiedendo, perché lei sicuramente ne saprà più di me, avendola vissuta, essendosi informato, avendo combattuto. C'è per caso il solito italico sistema di magna magna? È più conveniente lasciare le persone quindi sommerse dall'acqua perché poi tutti lavorano per rattoppare e fare disfare? O come sostiene appunto c'è semplicemente una miopia? Ci sono dei governanti che non ne capiscono niente, si affidano ad altri che non ne capiscono niente. Cosa si è detto? Io non oserei dire che abbiamo governanti che non capiscono niente. Secondo me c'è una chiara disorganizzazione, nel senso che a livello politico si preferisce continuare in questa maniera qua perché è il miglior sistema per poter gestire l'emergenza. Perché se vado a stanziare dei fondi prima, devo organizzare tutta una serie di attività, tutta una serie di cantieri. Sì. E il mio costo lo devo andare a preventivare e lo vado a stanziare volta per volta. Se lo faccio dopo, naturalmente lo faccio sotto l'input dell'emergenza, naturalmente venendo meno certi tipi di criteri e quindi agendo in maniera straordinaria. E in maniera straordinaria lo vado a gestire. Noi tutti italiani ricordiamo questa famosa questione del potere, del superpotere, insomma, dell'emergenza. Qualcuno
tra virgolette, ci ha lasciato un po' le penne, ricordiamo insomma qualcuno della protezione civile che era finito sotto inchiesta, se lo ricorda bene, quei poteri straordinari. Ma certamente che poi le cose, i nodi vengono al pettine, perché poi quando succede e succedono queste cose sicuramente non si può preventivare lo stato di emergenza. Io però non ho visto nessuno andare in galera. Però lei sa bene che... Ho visto qualcuno andare in altri paesi, aiutare, fare quello che volete, ma non ho visto nessuno andare in galera. Accadesse in America, secondo voi, visto il tornado, visto tutti i cicloni, che lì la colpa alla fin fine di chi è, qualcuno là non va poi in galera quando sbagliano? È sempre la solita differenza tra l'applicare e interpretare la legge. Finché noi abbiamo le maglie larghe e lasciamo all'interpretazione e continuiamo a non avere una coscienza individuale, perché secondo me dobbiamo sviluppare quello che si chiama coscienza individuale del singolo cittadino. Ognuno deve capire che quello che succede, che è un bene comune, il bene comune è qualcosa che tocca a me, il fatto stesso che tocca a me, poi se non ho la mia visione altruistica, che può succedere a qualcun altro, continuo a fermarmi a me stesso, alla singolarità. E quindi questo è il sistema che è andato avanti per 30 anni a questa parte. Lo dobbiamo cambiare. Dobbiamo sviluppare una coscienza individuale in cui ognuno, a cominciare dai politici, si sentono responsabili del non fare. Perché il non fare causa poi tutta una serie di conseguenze e queste creano disagio. Ma quali sono queste conseguenze? Nel senso, le conseguenze sono che spendiamo 10 volte i fondi che non ci sono. Ma a loro non gliene frega niente. Frega noi. Bene nel 2013 che ci fu un forte astio contro la politica e purtroppo ci furono non solo nel 2013. Non solo si nel è sentito tanto forte nel 2013, alcuni brutti, piccoli episodi proprio di violenza anche sono stati vissuti nel 2013, ok, 2012, ma 2013. Poi adesso sembra quasi che, vede, l'italiano ha un po' a volte la memoria corta o perdona facile e quindi va bene, li abbiamo odiati, Equitalia, purtroppo gente che entrava con la pistola, si faceva giustizia da solo, qualcuno purtroppo ha sparato addirittura a un carabiniere davanti ai palazzi romani. Però ci siamo abituati al sacrificio. Questo ognuno di noi praticamente queste cose che lo dovrebbero colpire ormai fanno parte del nostro malcostume. È sicuro che siamo abituati a questo sacrificio, ci siamo abituati. Visto che abbiamo qui in Veneto un elevato tasso di suicidi imprenditoriali e poi si parla degli imprenditori perché fanno notizia, ma ci sono tante altre persone che non sono imprenditori, che magari non fanno così importante la cronaca, quindi la vendita del giornale se ne parla meno, o forse neanche se ne parla. Però la disperazione è forte, è alta. Ma se lei considera solo una cosa, che l'alluvione del 2010 erano stati stanziati 300 milioni di euro. Qui 300 milioni di euro in un primo momento dovevano essere tutti destinati agli alluvionati, in un secondo momento di quei 300 milioni sono diventati 150 per gli alluvionati e 150 per le opere pubbliche. Dopodiché è successo che è stato emanato il provvedimento all'ordinanza, con quel provvedimento e il giorno dopo i vari amministratori pubblici andavano a dire che i cittadini avrebbero e sarebbero stati rimborsati al 100%. Sì. Cosa è successo? La classica bugia pubblica, politica, perché quel 100% poi è diventato il 75%, strada facendo si sono inventati il discorso dei preziari, e quindi quei preziari, che naturalmente non si riferivano a costruzioni relative all'alluvione, ma erano dei preziari comunemente utilizzati dalla regione, è diventato, in poche parole, alla fine, ma strada facendo, quindi cambiando le regole del gioco, perché io dico, la serietà mi impone che se io dico una cosa, poi la mantengo, non posso strada facendo cambiare. Al cittadino, specialmente alluvionato, che ha perso gran parte nell'arco di un'ora, gran parte di quello che aveva costruito, non posso venire a dire ti rimborso tutto. Dopodiché, finita il momento, quindi la giornata di pubblicità,
emano un provvedimento in cui a freddo, attenzione, ragiono a freddo, vado a dire no, ti do il 75% di quello che dichiari, ma quel 75% ti tiro fuori un'altra cosa, ti tiro fuori che ho i preziari per cui vado a valutare secondo certi parametri, certi prezzi, dopodiché ti dico no, attenzione che certe auto, se tu le rottami ti do certe cose, se le radi te ne do un'altra ancora, e questo strada facendo. È diventato del 100% di quello che ho perso, il 40% di quello che è stato dichiarato. Dopodiché, dopo 3 anni, ti dico no, attenzione che quello che sono le eccedenze, tu me le devi restituire entro 2 mesi. Questo ce lo ricordiamo bene. Entro 2 mesi me le devi restituire. Però, naturalmente ci siamo sollevati e abbiamo chiesto ma come entro 2 mesi mi chiedi i soldi? Ci hai messo 3 anni a pagarmeli, li vuoi entro 2 mesi? No, allora hai la possibilità di pagarli entro 2 anni, però mi devi fare una fideiussione. La fideiussione, se voi sapete bene, andate in banca, in linguaggio tecnico è un fido in bianco, vuol dire che per avere 1.000 euro io devo dare 1.000 euro, tanto vale che pago. Tanto che noi come associazione stiamo facendo una petizione, e questo invitiamo, perché qui ho tanto anche di sottoscrizione, e quindi chiediamo ai nostri politici di firmare, di portare avanti questa petizione. Affinché voi siete stati anche dal governatore, perché il governatore in questi giorni, insomma, l'ho visto triste davanti ai canali, l'ho visto cercare di unire le bandiere, visto che siamo sotto comunque elezioni, e di fare quindi fronte comune. Io le dico, massimo rispetto per il governatore. L'iniziativa delle tasse, gli do sicuramente atto che ha fatto una bella iniziativa di spostare il 31 ottobre. Direi che il 31 ottobre... È riuscito a strappare una cosa importante. Direi ha strappato qualcosa, però sa bene che non tiro fuori soldi, ma non ne ricevo nulla. Certo, l'ho sottolineato proprio in apertura. Non ricevo niente, cioè io sto pagando, cioè il cittadino paga delle tasse e delle imposte per ricevere anche dei servizi che non arrivano. Ma ricevere anche il sostegno dello Stato, se no cosa serve essere cittadino? Lancio la pubblicità e continuiamo a dibattere. Sono qui. Voi sapete che siete invitati come sempre, 049 80 777 57, prenotatevi. Io vi auguro di non aver vissuto sulla propria pelle queste situazioni, se fosse così comunque diteci la vostra. A tra poco.